Decide Mendicino. Si può riassumere così il recupero della 29esima giornata tra Ascoli e Vicenza, ribaltato dal giovane centravanti bianconero con una doppietta da panico nel giro di 2 minuti. Castori sceglie un 4-3-3 in cui il tridente offensivo è formato da Fekşesin con il supporto di Cristiano e Lupoli sugli esterni. Marani insegue il sogno promozione con il consueto 3-5-2. Non sono però i convenevoli tattici ad introdurre la contesa, al punto che il Vicenza riesce a sbloccare la situazione fin dal primo affondo. A prendersi la briga di siglare il vantaggio è Capitan Martinelli, abile a trovare lo spiraglio giusto nell'area avversaria per poter battere Guarna con un preciso colpo di testa, favorito dal colpevole ritardo di Faisca. Lo scossone inibisce una reazione immediata da parte dell'Ascoli, che si palesa solo nei pressi della mezz'ora con Lupoli, sciagurato però nel bucare la più semplice delle opportunità. Errore clamoroso che i bianconeri rischiano di pagare carissimo appena un minuto più tardi, quando Guarna deve attingere a tutte le sue qualità per evitare che Cellini chiuda già il match. Il duello si ripete peraltro in chiusura di frazione, senza però che gli esiti vengano modificati. Molto meno tambureggiante è invece l'approccio delle due squadre alla ripresa, squassato solamente dalle veementi proteste dell'Ascoli per un fallo di mani di Bastrini, che Nasca considera però involontario. È proprio quando l'assedio bianconero sembra assopirsi che i padroni di casa trovano la spinta giusta per ribaltare la contesa, trascinati da quello che stasera si può tranquillamente considerare come l'uomo della provvidenza per Castori, il neoentrato Ettore Mendicino. Il giovane attaccante prima sorprende di testa la difesa avversaria centrando il pareggio, poi si inventa letteralmente la prodezza che vale il sorpasso con un destro favoloso che bacia il palo prima di insaccarsi alle spalle di Russo. Un gol di importanza vitale per i marchigiani, che oltre a prodursi in un passo avanti potenzialmente decisivo in chiave salvezza, possono ragionevolmente ritenere di aver trovato un nuovo trascinatore. L'altro lato della medaglia è invece la rabbia, la delusione, la frustrazione, immagino, del Vicenza, che ha buttato via una grande occasione. Vicenza quinto in classifica fino a pochi minuti dalla fine, prima che l'onda d'urto di Mendicino si abbattesse sulla squadra di Maran, che credo sia abbastanza scontento per questo risultato. Matteo, a voi? Beh sì, ti ha ascoltato, insomma è facile immaginare quale può essere lo stato d'animo. Io chiedo cosa è cambiato dal primo e il secondo tempo, tutto merito dell'Ascoli? Ha messo più pressione, ha provato, si è giocato il tutto per recuperare una partita che probabilmente abbiamo pagato a caro prezzo gli ultimi minuti, e anzi, questa è la cosa che dispiace di più. Siamo ripartiti poche volte al secondo tempo e secondo me dovevamo riuscire a farlo, non siamo riusciti. Però insomma siamo sconfitti in una partita che comunque anche sull'1-0 avevamo avuto 4-5 occasioni per chiuderla e non ci siamo riusciti, anche l'Ascoli aveva avuto le sue occasioni, però insomma credo che è un risultato che ci penalizza un po' troppo per quello che si è visto in campo come occasioni da rete per noi e per loro, insomma. Soprattutto perché non siete riusciti a chiudere, a questo fa riferimento alla partita nel primo tempo con Cellini, che ha avuto 2 grandissime occasioni per chiudere il match. Sicuramente contro l'Ascoli in questo momento qua da loro, con una squadra che sta bene, l'ha dimostrato oggi anche contro di noi, l'aver chiuso la partita sarebbe stata la cosa migliore. Non ci siamo riusciti, anche nel secondo tempo un paio di contropiedi abbiamo gestito male e probabilmente lì potevamo alleggerire un po' la pressione, e nel finale hanno avuto fuori quel pareggio. Nel pareggio poi hanno trovato, forse ci siamo un po', loro si sono galvanizzati su quel pareggio e poi è venuto fuori sul successivo tiro, abbiamo perso la gara. Peccato, perché la squadra in campo è andata in campo con la voglia di fare il risultato e c'era quasi riuscita. Ripeto, credo che il risultato giusto secondo me sarebbe stato il pareggio, ma ripeto, purtroppo paghiamo a caro prezzo quei minuti finali, anche se nell'analisi sicuramente noi dovevamo ripartire più spesso nel secondo tempo, comunque non sprecare alcune palle in uscita che poi alla fine potevano farci portare il raddoppio. Peccato, perché comunque andiamo avanti, la prestazione c'è stata e onestamente ci sono tanti meriti dell'Ascoli in questa, però continuo, ripeto, non era una partita, era una partita dove potevamo portare a casa il risultato, ci eravamo quasi riusciti e questo risultato ci penalizza un po' troppo. Grazie, ringraziamo Marana. A te, Daniele. Sì, grazie, dobbiamo chiudere, non abbiamo più tanto tempo a disposizione. Allora la felicità, la festa dell'Ascoli, la delusione di Maran e del Vicenza.